la tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sono veramente ore difficili per Emmanuel Macron, sempre più nella versione diciamo micro appunto rispetto all'efficacia politica di governo, di visione, di tenuta del sistema paese francese anche rispetto alle letture domestiche. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto succede che in queste ore si sta apparecchiando palesemente la Pax Trumpiana tra Russia e Ucraina. Cioè le grosse novità sono anzitutto l'ormai sdoganata possibilità che all'Ucraina vengano fornite garanzie anche militari esplicite ricalcate ad hoc sull'articolo 5 della NATO. Questo è il principale risultato negoziale che Trump ha strappato al tavolo in Alaska e c'è da dire che il mainstream ha avuto la faccia di tolla di definire un summit con Putin che partorisce questo risultato, garanzie in stile NATO per l'Ucraina, un trionfo di Putin. Capite quanto l'antitrampismo ideologico obnubila le menti e le penne. Comunque si apparecchia la Pax Trumpiana. Si va verso un trilaterale importantissimo Trump, Putin, Zelensky, che potrebbe essere quello della chiusura del cerchio, dopo che Trump, anche qui al contrario di quanto profetizzano le anime belle o marce nostrane, aveva tenuto compatto il fronte occidentale. L'unico che ancora si è segnalato per un dissenso assolutamente improduttivo è stato appunto Emmanuel Macron, che ha detto che serve un quadrilaterale con l'Europa che poi sarebbe rappresentato da lui. Cioè l'Europa, che è già un attore politico ipersecondario in tutto questo, viene rappresentata, non si sa perché, dalla Francia. Cioè io da italiano, ammesso e non concesso che abbia senso l'Europa stia al trilaterale, questa Europa non ce l'ha, ma che venga rappresentato da Macron sarebbe veramente una beffa. Ma il processo storico ha chiaramente ormai sopravanzato e smentito le pretese del Bonaparte immaginario, ma il colpo di grazia gli arriva da una fonte insospettabile, gli arriva anzitutto in patria, ma poi gli arriva da Le Monde, cioè il giornale per eccellenza della gauche per bene, della gauche mondana, della gauche anche tecnocratica che incarna Macron, la gauche che è ormai saldata da tempo alle strutture del deep state francese, insomma non il radicalismo libertario di certa gauche, ma proprio la gauche di sistema e di governo e di establishment. Ebbene, oggi Le Monde ha sfornato una paginata che, doppiamente fatta da Le Monde, sembra la pietra tombale sull'esperienza politica di Macron. Il titolo era "La Francia minacciata di pagare di più dell'Italia per indebitarsi", e pensate quanto è costato a un titolista di Le Monde fare questo titolo, diciamo, dove dice che la grande France sui mercati ormai ha performance ed è percepita in modo peggiore rispetto alla supposta Italietta. E poi il testo è una stroncatura dell'attuale condizione politico-economica francese e per contrasto un peane al governo italiano di centrodestra. Incredibile, oggi consiglio veramente la lettura di Le Monde, che infatti attacca così: per i francesi è doloroso sentirselo dire, ma agli occhi di gran parte degli investitori non ci sono più dubbi. L'Italia è attualmente credibile quanto la Francia in materia di finanze pubbliche, se non di più, scritto da Le Monde, il quale poi ha analizzato a lungo quella che chiama la ripartenza dell'Italia, citando come elemento decisivo il fatto che l'Italia ha nettamente ridotto il deficit pubblico, mentre la Francia se l'è lasciato sfuggire di mano.
questo è anche una medaglia implicita, oltre che al governo intero, oltre che alla Premier Giorgia Meloni in primis, anche al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha sempre fatto del realismo dei conti la premessa su cui poi innestare un'azione riformatrice di centrodestra. Ma è sempre peggio man mano che si va avanti nell'articolo. L'Italia ha ora la capacità di dare una lezione alla Francia, dice l'economista Philippe Crevel su Le Monde. Cosa è successo? Si domanda il quotidiano, in evidente crisi di identità e di mancata superiorità. Una prima spiegazione sta nella nuova stabilità politica in Italia, un punto chiave per gli imprenditori. E ancora, sul piano economico, le difficoltà nelle quali è invischiata la Francia hanno modificato anche lo sguardo del mondo finanziario, mentre l'Italia ha riguadagnato credito. L'ex brutto anatroccolo, perché è uno schizzo ovviamente di snobismo parigino ci vuole, si trascina certo uno dei deficit più pesanti d'Europa, 138 del PIL contro 114, questo è un dato verissimo, e sta in gran parte sulla responsabilità dei governi, dei sapienti, dei tecnici, dei presunti migliori dei lustri passati. Ma in qualche anno, chiude Le Monde, l'Italia ha avviato un risanamento di bilancio evidente, più della Francia. In qualche anno, cioè questi ultimi anni del centrodestra, dei barbari, degli incompetenti, dei criptofascisti, l'Italia ha avviato un risanamento di bilancio evidente, più della Francia. Firmato Le Monde. Voi capite che se il galletto Emmanuel Macron, mentre è spennato a Washington dalla Pax Trumpiana, viene spennato anche in casa dal suo giornale di riferimento, vuol dire che forse la sua esperienza di statista o pseudotale è veramente agli sgoccioli. Grazie a tutti, a domani. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.